Gavino Poddi, che è direttore artistico e presidente dell'Associazione I Segni delle Radici. Dal 3 settembre voi proporrete in città i viaggi letterari a Nuoro, i luoghi del giorno del giudizio di Salvatore Satta. Un viaggio non solo letterario, ma nella memoria di Nuoro, per far conoscere a tanti nuoresi questo illustre personaggio che descrisse la Nuoro di oltre 100 anni fa. Sì, accompagnare passo passo i viaggiatori, diciamo, i viaggiatori nei luoghi del giorno del giudizio, perché tantissimi nuoresi anche di una certa età non sanno che magari dove c'era la farmacia Manconi c'era la casa di Boelle Ciceri e la farmacia di Boelle Ciceri. E così dove c'è la statua della Deledda tanto contestata c'era l'edicola di Tortorici. Li accompagniamo pian piano in questo, è una full immersion, dicono, dentro la storia di Nuoro, almeno la storia dal punto di vista letterario, che non corrisponde mai perfettamente alla storia storica. In questo viaggio da chi sarà accompagnato? Siamo noi attori, che io chiamo guide narranti, perché narrano lo spirito dei luoghi, come in questo Treatori, poi il musicista, ma quello che vorrei mettere in rilievo è lo spirito di collaborazione che si è creato, perché i tre bar, Camboso, Nuovo e Tetamanzi, ospiteranno le letture che faremo appunto tratti dal giorno del giudizio e legati ai luoghi che abbiamo poco prima visitato.